Signori, benvenuti ad un'altra puntata di Insieme delle persone Miso Veneto. Oggi è San Valentino, tutti quanti festeggeranno a loro modo la ricorrenza, che poi secondo me è diventata anche una ricorrenza molto consumistica. Invece io la festeggio assieme ai miei graditi ospiti, poi abbiamo anche una sorpresa, perché questo è anche una forma di vero amore per questa terra, il Veneto, che amo moltissimo, in quanto la maggior parte della mia vita l'ho trascorsa e la sto trascorrendo qui. Ma prima degli argomenti, ecco qua una bella presentazione. Finalmente mi sono meritato come premio una mia assistente personale. Benvenuta ad Elisa. Elisa, eccoci. Buonasera, buonasera a tutti. Ecco, Elisa viene da Vicenza, eccola qua. Sì. Viene da Vicenza. La cosa bellissima è che non ha i social, così ecco, sfatiamo questo mito che diciamo per fare l'assistente in TV bisogna avere per forza i social. Però chissà, magari un pentimento. Vedremo. Allora, gli argomenti di oggi molto interessanti. Magari prego anche la regia Marco di, mentre parlerò degli argomenti, di mettere anche le slide che abbiamo preparato. Opera e teatro in Veneto. Sicuramente questo è un argomento molto interessante. Ancora autonomia per la scuola veneta, perché ho fatto il punto di domanda perché poi spiegherò che cosa ho scoperto. Gli antichi mestieri veneziani, abbiamo qui una persona che gli piace indagare su quelli che sono i mestieri di una volta. Il punto sull'autonomia, con i nostri amici politici parleremo del famoso bollone che ci manca, il timbrone del governo che ci manca. Faremo il punto della situazione perché domani è una giornata interessante, mi dicono che è una giornata focale per questi argomenti. Li tratteremo con i nostri graditi ospiti che la nostra Elisa ci va a presentare. Elisa, tocca a te. Ebbene sì, buonasera e benvenuti ai nostri ospiti. Parto con il presentare Matteo Macilotti, sindaco di Chiampo. Sindaco pure. Ciao a tutti, grazie che mi avete invitato qui. Buonasera. Poi abbiamo Roberto Brazzale, avvocato e presidente gruppo Brazzale. Buonasera anche a lei. Buonasera. Avvocato Luca Deiana, Lega Padova. Buonasera. Buonasera. Poi abbiamo Karin Oanian. Perfetto. Grazie. Mezzo soprano dell'Opera di Monte Carlo. Dopodiché abbiamo Marcello Bano, vicepresidente provincia di Padova della Lega. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Bene. Alessandro Bressanello, attore e regista italiano. Buonasera. Buonasera a lei. E poi, ultimo ma non per ultimo, Frank Duse, blogger di Venezia, Dise e il Duse. Buonasera Fiori. Bene. Grazie Elisa, sei stata bravissima ad essere la prima sicuramente all'altezza del ruolo. Ecco, vorrei subito affrontare il tema dell'opera e del teatro in Veneto, perché ovviamente dico chiaramente che avere Alessandro Bressanello qui da me in trasmissione è un onore, la ringrazio della sua disponibilità, perché ecco, diciamo che Alessandro Bressanello, per chi non lo sapesse, sicuramente lo reputo, non lo dico io perché non ho diciamo, le qualifiche per dirlo, però da bravo consumatore di film è sicuramente l'attore veneto più famoso. Ricordiamolo fra le sue pièce teatrali, regista, ha lavorato nel film Spectre, assistente di regia di altri film di 007, insomma tante pièce di film, complimenti. Ma ecco, Bressanello, com'è la situazione del teatro in Veneto? Perché 15 giorni fa sono andato a teatro e sembrava un adolescente, cioè nel senso che gli spettatori, l'età media era 80-85 anni. È un peccato. Sì, è vero, soprattutto Venezia, che è già una città vecchia di per sé come tipo di abitanti, il pubblico del Goldoni è particolarmente anziano. Si sente la domenica pomeriggio tutti che fiacche dorme, No, a parte gli scherzi, sono state fatte delle politiche per attirare anche i giovani. Diciamo che lo stabile del Veneto ha fatto dei tentativi, ma ormai da diversi anni, anche nelle gestioni precedenti, di incentivare attraverso una politica di prezzi e di interessi, insomma,
l'arrivo di giovani. È un po' un problema perché proprio Venezia, che era una città che, adesso andiamo indietro nel Settecento, aveva 20 teatri, progressivamente sono stati sempre meno, hanno chiuso, cioè non c'è più l'humus, le possibilità anche di lavorare. Nel Veneto, diciamo, in generale c'è più con le compagnie filodrammatiche, c'è più movimento, diciamo, nella capitale e anche a Padova, insomma, un po' meno, però c'è lo stabile che fagocita. Ma come mai i giovani non ci sono? Perché i No, social ma sono più non è interessanti. che non ci sono, non è che non ci sono, sappiamo che i giovani, diciamo, hanno anche ultimamente, ahimè, altri interessi. I social, Sono stati, sì, ma non è tanto i social, sono stati dirottati da 20 anni, di 30 anni di sciagurata televisione su altri canali, nel senso vero della parola. E si è un po' perso, ma io non dispero, diciamo, c'è un certo fermento comunque sotto, non come era. Cioè io ho cominciato a fare teatro negli anni 70, quando ho aperto il mio teatro a Mestre, il TAG, e c'era un fermento vero in tutta Italia di compagnie giovanili, sperimentali e tutto quello che vogliamo. Adesso, ma perché è cambiata la situazione politica, sociale, insomma, il Sì, discorso è una trasformazione. sarebbe un po' più interessante. Io prego la regia Marco di mandare un video di Alessandro Bressanello. Io a Bressanello mi sono permesso di scegliere questa pièce perché l'ho reputato, purtroppo per esigenze di tempo ho dovuto sintetizzare, però il giocatore di Bilibissi è una cosa secondo me eccezionale. Faccio i complimenti prima Marco, mandiamo questo video per favore, così facciamo vedere al nostro pubblico questa pièce di Alessandro Bressanello. Girando e andiamo da Sioranzo che fa pare a simia poareta e a soga e a passeta, bisogna petenarla, bisogna mantenerla, calzarla e ben vestirla, come a bestie di veudo e donne che fa tutto, corpo de mi, corpo de ti, corpo del bo, mico sto corno te ma sarò, urce, via, urce, alla sorte. Se non sta più di niente. Non parlo per 100 anni. Tremendo, va. Vieni qua invece che discorrevo un attimo. Ascolta, perché non ti va su in locanda o in osteria, già là basso qua a ordinare? Ah no, aspetta. Che ho sentito che l'altro giorno per 3 bistecche e una frittura, miese chili che ho mangiato. No, niente, a perdere. No, fai una roba in casa, Via, dai, vai giù. Una volta il sonno. Vedrà che la resta servita. Siamo a Venezia, Sara. Non che nasce niente, ma si trova di tutto a tutte le ore. Una volta non mi sei più biavaroi, non mi sei più fruttarioi, non ti vuoi più niente, le civette qui robe da mangiare, bistecche del Reco, sase, mai chi vada nemmeno. Guarda, Che sono che go. Signor Florindo. Patron. Cosa sì? Cosa c'è sta? Prima basta un attimo, ciappo il sonno e già venivo a sognarmi chi mi aveva roba. Si suonava. E tutti i secchini, Guarda come sai da parlarne. Assai da parlarmi, ti cavaresi. E cosa ti da dirmi? Ti ha bisogno di qualcosa? Se e doveva restituire. Eccezionale, ci vuole raccontare un po' com'era la situazione? Questo è lo spettacolo che ho fatto al Carnevale l'anno scorso e che ho ripreso 2 settimane fa al Teatro alla Vogaria. Diciamo che è un divertissement, sono pezzettini di Goldoni, però poi tutto il resto è inventato da me. Ed è un pretesto per poter parlare di politica, di giorni nostri, delle cose. Io che ho fondato negli anni 70 il TAG Teatro, abbiamo girato tutto il mondo con la commedia dell'arte, queste robe qua, eravamo specializzati nel riuscire a mettere dentro, pur essendo con abiti del Settecento, queste cose qua, riuscire a mettere dentro dell'attualità, parlando in termini antichi, diciamo, però facendoci capire su quello che succedeva. Qui mi sono divertito. Ne ho dette delle belle al sindaco di Venezia e la gente si divertiva molto. È la cosa che mi piace di più, cioè diciamo che il teatro
è anche satira, quindi. Satira è anche comunicazione di pensieri, oltre che avere uno scambio con la gente vero, perché è ben diverso dal cinema o dalla televisione, ce li hai lì davanti e questo ti dà un'energia diversa e ti permette di raccontare quello che vuoi, nel bene o nel male, bene o Ecco, male. senta, a proposito di questo mi ha fatto venire una curiosità. Lei ha fatto parecchio cinema, però anche notoriamente teatro. Non è più bello il teatro, cioè sentire il pubblico, quello che... Sì, decisamente. Allora, io sono tornato ieri da Berlino, che avevo ben due film a Berlino, e a me piace, ultimamente piace più il cinema, però come vedete faccio teatro, faccio anche adesso uno spettacolo però per bambini a Carnevale a Palazzo Ducale, e è un'altra cosa, è un altro modo di recitare. Non tutti quelli che fanno una cosa sanno fare anche l'altra, o certi fanno bene il cinema, certi fanno bene il teatro. Io cerco di salvarmi in tutti e due i campi, ma è completamente un modo diverso. A me piace anche molto il cinema, diciamo, io da piccolo sono stato abituato ad amare il cinema. Adesso lo dico così in anteprima, il 22 febbraio all'Ateneo Veneto c'è un pomeriggio dedicato a me. A Venezia si dice che ha un fiastrasada, perché però è storia di un veneziano che voleva fare cinema, più o meno, questa cosa qua. E faccio vedere dei film che ho fatto quando avevo 13 anni. E così da lì cominciamo a parlare fino ad oggi, insomma, ecco, così va bene, fanno allora, un omaggio, diciamo, in qualche il modo. 22 febbraio ci vuole dire dove? Allora... All'Ateneo Veneto alle 5 del pomeriggio. Alle 5 del pomeriggio, benissimo, benissimo. Ecco, allora adesso Elisa tocca a te, ovviamente è arrivato il momento della pubblicità, quindi dobbiamo, prego, presentare. Separarci per un pochino e poi ci rivediamo naturalmente qui dopo la pubblicità. Grazie. Ora Borsoi è anche concessionaria ufficiale SEAT per le province di Venezia e Treviso. Nuova SEAT Arona FR TDI da 159 euro al mese con 4.000 euro di vantaggi. A Mestre in via Camarcello 75, a Treviso in via Castellana 39 e su borsoi.net. Ma dov'è la tua compagna? Ad un'altra puntata di Insieme Idee e Persone. Trasmettiamo dagli studi di Canale Italia Rubano, Padova. Ecco, vorrei subito presentarvi i nostri graditi ospiti, che saluto. Si risolvano i problemi di 10 anni fa. Allora, siamo entrati, abbiamo proposto, è una vergogna. Una cosa storia della storia. È nato col vostro governo. Non fate finta di niente. Voglio perché ci sia consapevolezza che una parte d'Italia sta lavorando da schifo. Ecco, siamo di nuovo in diretta, sono le 21:17, mentre le coppie neonate, quelle piene di entusiasmo, festeggiano San Valentino. Mi piacerebbe sapere poi le coppie datate se festeggiano ancora, però noi festeggiamo in una maniera alternativa, per questo vi abbiamo coinvolto, abbiamo detto va bene, a questo punto la trasmissione San Valentino lo festeggiamo tutti assieme parlando di Veneto e di amore per questa terra, perché come sapete, e lo dico sempre, lo dirò sempre, l'autonomia veneta non è
il timbrone che ci deve dare il governo, come lo chiamo io, ma invece la consapevolezza delle nostre capacità, qualità, storia, culinaria, capacità gastronomiche di prodotti, poi sentiremo anche gli altri ospiti. Ma prima di tutto Frank Duse, bentornato Frank Duse, che è stato già ospite da noi. Grazie. Che con Frank Duse questa volta parliamo di vecchi mestieri, anche questo è cultura, i vecchi mestieri veneziani. Allora Marco, prego di lanciare i video sul, lo dico bene, forcolaio matto. Bravo. Perché se no, se sbaglio qualche consonante qua cambia tutto. Vediamo il video, Marco, e poi Frank Duse ce lo commenta, perché magari può essere anche una possibilità a qualche giovane di imparare un lavoro nuovo. Ma certo che sì. Bene. E niente, dopo, grazie a Paolo, grazie alla sua bottega, insomma, a scoperta di questo mestiere qua, mi sono innamorato dei forco e dei remi sostanzialmente. Fino a che ormai quasi 6 anni fa ho aperto questo laboratorio del forcolaio matto, che mi ha portato qua a Canareggio, di fronte ai gondolieri di Santa Sofia. Chi sei qua davanti, e insomma niente, giorno dopo giorno siamo immersi in questo mondo nascosto ma sempre vivo di questa città. Insomma. Mi dicevi prima che ti, nel verso della tua bottega e nel vedere questa professione, questo ambiente, ti ha una visione, diciamo, che vuol portare un po' di freschezza, che vuol portare un po' di tocco tuo. Dimmi un po' di questa roba. Ma secondo me è indubbio che adesso come adesso, se ti vuoi fare l'artigiano, non ti può più starsela dentro un magazzino come che fosse una volta, sconti eccetera. Bisogna essere parte integrante a tutti gli effetti del tessuto cittadino, no? E mi versindo qua mi sono accorto quanto è importante che sia anche per la gente che vive qua, tutta questa zona qua, diciamo, è una zona che non viene toccata dalle masse dei turisti, quindi al di qua da Strada Nuova fino tutto Canareggio è una zona abbastanza calma, tranquilla e popolare, no? Per cui passa tanti veneziani che proprio te vede come un punto di riferimento, vorrei mandarti, ma tagli questo tocchetto, fammi una mamma, secondo te dove posso andare, consiglia che se pitture che mando sempre riferimento, eccetera. Quindi si crea un rapporto, un dialogo con la gente che si sta più forte di quanto che mi immaginavo e che veramente giorno dopo giorno mi piace. Quindi da questa concezione qua sentirei anche il bisogno di rendere il laboratorio, oltre che un punto di incontro, perché sei una bottega, anche come posso dire, un luogo di sperimentazione, nel senso che secondo me è importante, soprattutto in questo momento qua a Venezia, che si crea relazioni anche fra vari professionisti, fra vari mestieri, varie cose. Allora tu, se ci vuoi spiegare, mi sono spostato nel frattempo perché oggi è San Valentino, cambiamo un po' le carte in regola, le carte sul tavolo. Allora, Duse, tutti quanti adesso dopo questo video vorranno imparare a fare il forcolaio. Sarà dura però. Guarda, sarebbe un ben, perché questa è una delle arti che abbiamo a Venezia, che è anche un po' il simbolo. Se pensiamo anche semplicemente a gondola e appunto a forco ed a gondola, mi stesso addirittura con i miei filmati mi negò una che è piccinina di fianco sempre, che è della San Pierotta, un'altra barca. Ecco, fare questo mestiere, perché è un mestiere, è un'arte, è una roba che dovrebbe essere rivista e tutelata. Rivista nel senso, non stravolta e rivoluzionata, ma bensì protetta e tutelata. Perché è vero che adesso, per esempio, che abbiamo solamente parlando di gondole, che ne abbiamo su Parzò 500, e quindi tutto quello che riguarda l'indotto di quello che si fa, cioè un remer, fa appunto per imbarcazioni tipiche della laguna il suo lavoro. Però se si riuscì comunque questo tipo di mestiere di tenerlo ancora dentro Venezia. È ben difficile che ti trovi qualcuno che si metta a fare il forco e i remi, tanto più le barche tradizionali nostre, che sia da fuori, da qualche altra parte che non sia Venezia. Quindi c'è una tradizione. Spieghiamo innanzitutto che Duse, che la forcola è quella, se non ho capito male, è quella base di legno dove si innesta il remo, giusto? Ho capito più o meno? Sì, diciamo,
e a man che tiene il remo, e a man che tiene il remo lo collega al bar. Così magari anche chi a Verona ha capito insomma che cos'è. Allora in sostanza il concetto che penso che diciamo Duse e gli altri saranno d'accordo è quello del fatto che bisogna comunque pensare che certe tradizioni devono essere tramandate. È un peccato che certi mestieri si perdano. Marco, andiamo avanti con il secondo filmato. In questo caso parliamo invece del maestro vetraio. Anche qua c'è tante tradizioni, perché diciamo che Venezia sono centinaia di anni che fa il vetro. Poi adesso vediamo questo filmato. Grazie Marco. Ma prima ti mi dicevi appunto per esempio che anche nel discorso del poter sviluppare la tua arte non ti trovi neanche quasi più né convenienza o addirittura ti trovi assurdo, e sono d'accordo con te, nel dover fare effettivamente alcune parti delle tue lavorazioni, cioè nel senso ti sei costretto quasi a non poterle fare qua, giusto? Assolutamente. Te ne può spiegare un attimo? Assolutamente, perché allora se nel mio genere, sono un professionista nel mio piccolo settore, nel mio genere del vetro, ma in questa tecnica, va bene. Allora c'è qualcun altro che si è accorto di questo, oppure c'è che me lo dice, no, tu sei un professionista. Allora sono invitato diciamo un centro sperimentale, potrebbe essere il Corning Glass Museum, lo studio del Corning, invitato per fare un progetto. Perché devo stare qua? Io vado a fare questo progetto. E perché devo fare? Cioè perché ci può essere un futuro, ma anche dal punto di vista economico. Diciamo, e dopo naturalmente con questo progetto potrebbe essere che adesso non sta ai dettagli, sono perdi, anche potrebbe essere anche delle riproduzioni del 1700 e rifarle esattamente come si lavorava in quel periodo, dove che a Venezia chi lavorava il vetro era molto rispettato e anche che c'era questa possibilità di dare un futuro alle nuove generazioni, che adesso almeno non... So che comunque è un lavoro di grande sacrificio per avere un risultato, però perché questo sacrificio? Perché c'è una passione. Se ti blocchi a passione ancora prima di partire, loro, che sapevamo che usare prima, ti blocchi in anticipo, cioè chiudiamo il discorso e non che sarà, perché per avere un risultato che vuole 10-12 anni minimo di percorso. Ma è il segreto per me. Cioè, in questi anni in America io capisco che fanno i corsi, queste borse di studio, anche a pagamento gratuitamente, dove che partecipo anche a me. Se non c'è questi percorsi non si va da nessuna parte. Qua si bloccai prima di partire. Bene, per esigenze abbiamo dovuto tagliare. Complimenti per il look. Duse ha invaso 3/4 del video. Anche qua c'è speranza per i giovani di imparare questo lavoro, perché quello che ha detto il maestro, 12 anni per arrivare a un buon livello, considerando che i giovani oggi dopo due ore di sacrifici già vogliono andare a casa. Ma guarda Vincenzo, il punto è questo. Per esempio sul vero abbiamo il classico esempio di arte che è stata completamente massacrata e svenduta. Un FIA perché con le nuove esigenze che c'era, che sia addirittura delle fornase che non riesce più a poter, come che diceva anche il maestro Lucio Bubacco, delle fornase che non ti riesci più a lavorare perché non ti hai condizioni per poter lavorare con le tecniche che ti serve fare delle creazioni di un certo genere, ma anche a quello che si sta fatto da parte, e qua un FIA di colpa che va data anche a chi che ha effettivamente colpa, ossia persone che si andai a svendersi l'arte, quella di ciappare e appunto andare a insegnare in giro senza che si tenesse qua. Voglio dire una roba, quando ne è serenissima ti ciappavi e ti tentavi di fregare il segreto della lavorazione del vero, che c'era delle pene altissime, perché l'arte ti dovevi tenerti a qua. Ora non voglio fare una roba esclusivista, se bello che tutti quanti che abbia accesso all'arte, a imparare, se bello l'arte e cultura deve essere mostrata, però quando mi dico questo, se i diamanti fossero i cantoni della strada e li trovaria tutti, ne avrei stesso valore. E ora se mi vedo adesso che in giro per il mondo e a gente che un fiaga questo, un fiaga è costretta
a aver svenduto completamente tutti i segreti che c'era, ti fa morire l'arte, perché se ti non ti sei e a persona di riferimento che ti fa trovare e a tua arte, il tuo prodotto solo e a gente da ti non viene e va anche ad altre parti, ti trovi anche i banchetti San Marco che sei adesso il vero finto, che sei il tipo che ti porta, è il vero del cacchio, perché la gente vuole vederlo così, anche i boini finti, Real Murano Glass, ma cosa, sto per dei cacchi, non sei così. Allora, fioi, è molto semplice la faccenda. Quando che ero ancora figlio mio, ok, che ne ho 39 adesso dei anni, ma cos'ero figlio mio ancora? Se ti andavi a vedere i fornasi e i maestri vetrai, ti e macchine fotografiche, ti dovevi assarle fuori, che c'erano pile di macchine fotografiche sui tavoli in cantone all'entrata, perché non ti dovevi fotografare. Adesso invece io sa fotografare tutto, io sa copiare tutto, e adesso il fatto di dire il vero artistico di Murano, ok, dirlo, va bene, ancora prestigio, però adesso ti trovi dappertutto che riesce a far stare più o meno la stessa roba, e a gente che non sa, non capisce la qualità e la differenza, il sacrificio che c'è, e di conseguenza comincia ad allargarsi e quindi diventa anche una roba che non so più... è colpa della globalizzazione, se non sbaglio, non mi ricordo se nel 1200 o 1300 dei veneziani sono andati all'estero a portare i segreti veneziani del vetro, e poi la Serenissima è andata a catturarli, cioè, c'è stato, adesso non mi ricordo precisamente, magari qualcuno esperto di storia se lo ricorderà, però mi ricordo questo aneddoto, effettivamente quello che diceva lei, il segreto bisogna considerare tale. Questa cosa fa essere gelosi della propria arte, non vuol dire non comunicare, vuol dire semplicemente valorizzarla, come diceva lei correttamente. Bene, cambiamo argomento, Duse, adesso abbiamo qui la fortuna di avere l'avvocato Brazzale, che ho avuto il piacere di avere qui in studio, avvocato presidente del gruppo Brazzale, che si occupa di settore lattiero caseario, la più antica, mi corregge se dico qualcosa di non corretto, avvocato, la più antica azienda lattiera casearia del Veneto, con oltre 700 dipendenti, giusto avvocato? No. Italiana. Italiana, pardon, ancora meglio, ecco, diciamo, volevo limitarla italiana, con oltre 700 dipendenti in giro in Italia e in Cecoslovacchia e in Cina. Ci vuole un po' raccontare la tipicità veneta, quindi è apprezzata all'estero? La tipicità veneta apprezzata all'estero. Cos'è la tipicità veneta? Tipicità significa corrispondenza ad un tipo, in realtà i tipi si evolvono nel tempo. Noi siamo originari di Asiago, dall'altopiano di Asiago, l'Asiago era fatto con latte di pecora, è cambiato nei secoli, negli anni, nei secoli è cambiato tutto. Oggi noi abbiamo una grande potenzialità che possiamo sfruttare non soltanto sul nostro territorio, che purtroppo ha subito una forte urbanizzazione, purtroppo per fortuna, perché ha significato anche il benessere economico. Negli ultimi decenni ha perso oltre il 40% del territorio, perciò la materia prima, nonostante ce ne sia ancora e sia di altissimo livello, però diciamo che non è più sufficiente per esprimere tutto il potenziale delle capacità della nostra industria, dei nostri operatori. Perciò il Veneto rimane una grande fucina, diciamo, di prodotti agroalimentari di grandissima qualità, e nel caso nostro abbiamo anche sviluppato delle filiere fuori dal nostro territorio, dove ormai non c'era più lo spazio soprattutto per sviluppare filiere oggi di carattere ecosostenibili, di grande pregio, e siamo molto felici di averlo fatto in una regione che è la Repubblica Ceca, che è la Moravia, che era il cuore dell'impero asburgico, di cui oggi dimentichiamo in realtà le vere caratteristiche e dimensioni. Ecco, quelle regioni erano allora regioni di straordinaria qualità sia umana, storica, culturale, ma anche agricola, e oggi noi siamo felici di sviluppare questo. Ci ha permesso di raddoppiare l'occupazione nel Veneto, per cui quando lei mi chiede tipicità, la tipicità cos'è? Non è la corrispondenza ad un tipo e rimanere fermi ad un tipo. Ecco, è bello parlare di Veneto come storia, è bello parlare di questi meravigliosi aspetti culturali che si rifanno alla nostra grande capitale Venezia e così via, ma bisogna pensare anche all'oggi e al domani. Pensare all'oggi e al domani significa pensare che siamo una regione di 5 milioni di abitanti, straordinariamente dinamici, capaci di
di sviluppo, capaci di cose di innovazione molto spinta, ecco, per cui i tipi, la nostra tipicità sta nella nostra capacità di innovare. Benissimo, ecco, allora chiedo a Marco di fare la totale, io torno alla mia postazione, però Presidente volevo chiedere anche questo. Effettivamente parliamo di autonomia in questa trasmissione, però è anche da dire che la pizza la conosco in tutto il mondo, certi prodotti proprio in certe regioni sono famose per i loro prodotti, invece il Veneto stenta. Altri ospiti di altre trasmissioni mi hanno detto sì, questa è una cosa bella perché noi dobbiamo essere gelosi delle nostre tradizioni. Io credo invece che il Veneto, autonomia non vuol dire isolarsi, vuol dire far conoscere il più possibile anche all'esterno, però se l'Asiago, per esempio, fatto 50 km, 100 km, magari corre il rischio che nessuno lo conosca, io penso che sia un peccato, perché invece anche quella è cultura. Ma guardi, l'Asiago, lei ha toccato proprio l'Asiago. L'Asiago è il formaggio più noto negli Stati Uniti, più di Gruyère, il formaggio in assoluto più noto. E questo perché dei nostri, degli altopianesi, hanno sviluppato lì ancora decine e decine di anni fa delle attività, in quanto erano emigrati perché nel Veneto si soffriva la povertà. Direi che oggi più che questi problemi, il problema nostro è che il peso dell'essere legati allo Stato unitario italiano è talmente gravoso sulle imprese che ormai qui si fa fatica a fare impresa, come prima emergeva anche dai servizi che sono stati presentati. Si fa fatica a fare impresa, è atto di eroismo fare impresa. Ora, autonomia non è soltanto un fatto culturale, è un fatto di necessità impellente di carattere economico, organizzativo. Ora, la nostra regione ha un grande potenziale, è oppressa e piegata, diciamo, nelle sue potenzialità da questo vincolo. Benissimo. Ecco, allora adesso cambiamo discorso, poi riprendiamo il discorso autonomista, Presidente, perché sicuramente lei mi ha dato uno spunto interessante. Abbiamo la nostra Karine, il cognome non lo dico perché la prossima volta finché lo imparo dopo, lo sa dire meglio Elisa. Marco, ti prego di mandare in onda il filmato che la Karine ci ha gentilmente concesso. Sì. Anzoleta, avanti la regata! Ecco, abbiamo dovuto sfumare Karine perché purtroppo le esigenze di tempo. Io Karine l'ho invitata perché comunque lei come me siamo nati fuori dal Veneto, però amiamo questa terra.
moltissimo, so che lei addirittura canta in dialetto veneto. Ci vuole raccontare questa esperienza? Sì, allora, io sono francese di origine armena, perché quando uno mi vede si chiede sempre ma da dove sono? Sì. Allora, sono nata a Istanbul, facevo parte della minoranza cristiana, sono cresciuta a Nizza in Francia, ho studiato il canto lirico al Conservatorio di Nizza e ho cominciato a lavorare all'Opéra Comique di Parigi per 4 anni, dopo ho fatto 4 anni a Vienna alla Volksoper e dal 2003 lavoro freelance nei vari teatri a livello internazionale, molto regolarmente con l'Opera di Nizza e con l'Opera di Monte Carlo, dove ho avuto la fortuna di cantare sotto la bacchetta di Placido Domingo. Ah, bene, complimenti. E allora, sono stata contattata da... Il posto più bello dove lei ha deciso è stato il Veneto, giusto? Cioè, alla fine ha girato, ha fatto il mondo, eccetera, però dica la verità. Guarda, adoro il mio mestiere e ho avuto grande piacere a cantare ovunque dove ho cantato. È sempre un piacere per me e il pubblico quando siete... Però cantare in dialetto è meglio, dai. Cantare in dialetto veneto è... Cantare in dialetto no, è una lingua, mettiamoci ben d'accordo. Brava. No, cantare in lingua veneta è un grandissimo piacere. Allora, sono stata contattata 4 anni fa dall'Associazione Culturale Veneta Incantarte. Il presidente Luciano Dorella, vicepresidente Giustina Regnier. Mi hanno fatto la proposta di fare uno spettacolo, lirica, poesia, musica, prosa, in lingua veneta e compositori veneti. Sono stata sedotta dal progetto e convinta vedendo la capacità dello staff. E abbiamo fatto vari spettacoli e ho trovato un pubblico eccezionale. Il popolo veneto è estremamente accogliente, molto caloroso, ci hanno molto sostenuto e ricevo ogni giorno ringraziamenti per ciò che è fatto. Bene, complimenti. Allora, io avevo chiesto a Carine di poter cantare un pezzo, però effettivamente oggi ha avuto una giornata di lavoro impegnativa, però io devo invitarla ancora un giorno che con magari... grandissimo piacere. Perché veramente... Canterò live. Ecco, esatto, mi farebbe molto piacere perché io ho già assistito a delle opere, effettivamente le vibrazioni che si sentono sono magnetiche, quindi mi farebbe molto piacere di poter... Vorrei dare un appuntamento ai veneti e al popolo armeno che si trova sul territorio. Facciamo un incontro tra le nostre 2 culture. Sarà il sabato 23 marzo alle 5 all'Auditorium Comunale di Tre Baselighe. Lo spettacolo si chiama Da Yerevan a Venezia, l'incredibile storia tra 2 culture, armena e veneta. Avrete un florileggio di poesie e di melodie liriche che sia in lingua armena che in lingua veneta. Quindi ripetiamolo, Carina, il 23 marzo, giusto? Sabato 23 marzo alle 5 Auditorium Comunale di Tre Baselighe. Tre Baselighe che diciamo è in provincia di Padova, per chi non lo sapesse. Provincia di Padova. Bene, questa è la dimostrazione che anche chi è nato fuori e ha girato il mondo può innamorarsi del Veneto e della lingua veneta. Ma e allora, Marcello Bano, come mai qua non si riesce ad avere questa autonomia? Cioè che tutti vogliono e protestano, votano, referendum. Devo essere diplomatico oppure posso... Come? Devo essere diplomatico oppure posso... No, cioè, siamo fra di noi, facciamo finta di stare al bar. Finta che sia un colloquio conviviale. Perché c'è troppa gente che mangia sul Veneto. Questo è il dato di fatto. Purtroppo noi stiamo mantenendo delle regioni che non riescono a essere responsabili
E autonomia vuol dire responsabilità. Vuol dire, infatti io sto ascoltando la polemica e sono anche abbastanza perplesso, per esempio da De Luca, che in quota parte lo stimo, condivido poco o nulla di quello che dice, però non è che possiamo sempre, sono 153 anni che veniamo spremuti come limoni, adesso è arrivato il momento di dire basta, insomma, di responsabilizzare anche loro, cioè come siamo responsabili noi, saranno responsabili anche loro e impareranno a fare economia. Mano, vorrei inserirmi, poi magari continuiamo il discorso, perché in effetti è in atto una vera e propria rivoluzione da parte delle regioni del sud. Calabria, Campania, quelle più eclatanti, stanno facendo delle petizioni nei confronti del governo per chiedere ma come mai, ma perché, quali sono i diritti essenziali, perché il Veneto. Quindi effettivamente si sta creando una sorta di paura da parte di altre regioni. Io infatti ho invitato, l'ho detto anche nella trasmissione, vorrei apertamente, invito gente della Campania, della Calabria, della Sicilia, se volete venire in trasmissione parliamo, confrontiamoci su questo aspetto, perché comunque però è anche vero che come mai hanno paura? Cioè nel senso, come diceva lei, forse fanno troppo comodo i soldi questo avanzo famoso. No, io non voglio passare da egoista, perché dopo c'è un discorso di sussidiarietà e solidarietà, okay? Che noi veneti comunque abbiamo sempre dimostrato di avere. Però è ora di finirla, cioè, non è che noi possiamo continuare tra le tasse che versiamo e quelle che vengono restituite al Veneto, continuare a metterle in regioni che sono sprecone. Cioè, faccio un esempio stupido tanto per essere pratico. Cioè, se la Sicilia vuole i 24.000 forestali, se li paga. Cioè, non è che devo mantenerli io, tanto per essere chiaro. Magari i soldi possono essere investiti in infrastrutture, cioè io ho problemi, per esempio in provincia di Padova ho problemi di ponti, non ho risorse, mi tocca chiuderli. Cioè, quindi ci sono le attività produttive che non hanno la possibilità di, per esempio, attraversare Polverara, oppure adesso ci toccherà chiudere il ponte di Curtarolo, sono 35.000 veicoli. Cioè, se avessimo le risorse, se ci trattenessimo quota parte delle risorse, potremmo mettere mano a queste infrastrutture. E dopo apriamo un'altra parentesi, per esempio sulla scuola. Cioè, l'errore più... Questo è un argomento infatti che non cambierà nulla con questo tipo di autonomia in termini di equilibrio di risorse, tant'è che questa sollevazione delle regioni del sud, oltre ad essere una sollevazione contro una norma costituzionale per cui in un certo senso è eversiva questa sollevazione, in realtà è fuori luogo, perché la neutralità finanziaria di questa autonomia differenziata è scontata. In teoria dovrebbe essere a saldo zero. Sì, quello che lo Stato spende, quello che lo Stato spende deve essere, sarà speso dal Veneto. Però c'è un dato di fatto: noi siamo più bravi a ottimizzare le spese e i costi. Cioè, se la gestione, per esempio, per pagare gli insegnanti viene affidata al Veneto, magari possiamo fare le graduatorie degli insegnanti regionalizzate, quindi non abbiamo questa migrazione a inizio dell'anno scolastico di insegnanti che fanno un giorno e dopo tornano nella loro regione e noi rimaniamo scoperti nelle aule. È una migliore amministrazione, ma non tocca nulla in ordine al residuo fiscale. Chi dovrebbe piuttosto lamentarsi dovrebbero essere i 2 milioni e quasi mezzo di veneti che sono andati a votare per un'autonomia che non sarà comunque quella che loro sperano, perché questa è un'autonomia della spesa, non delle entrate. Allora, di conseguenza sappiamo che sarà comunque deludente, per quanto sia estremamente importante, e la Lega e chi è a Roma sta facendo un grande lavoro ed è un lavoro essenziale come primo passo verso ulteriori passi, però non è quello che si pensa e non è quello che danno a intendere i presidenti delle regioni del sud. Sì, c'è da dire... Quindi lei dice Presidente campagna elettorale per le europee, diciamo. No, ma non lo so cosa sia. Guardi, la realtà è che è il principio di neutralità finanziaria è totale, cioè il Veneto non avrà meno imposte, i veneti, nemmeno avranno più risorse da gestire, questo è pacifico, avranno una loro gestione delle materie e delle competenze a parità di saldo finanziario. Si discute di costi standard, di una evoluzione di questa parità, ma è una pura discussione.
allo stato di fatto delle cose non è in previsione che cambi la pressione fiscale e che cambi la disponibilità per i veneti di maggiori risorse, perché saranno sempre quelle. Però, scusi, l'analisi dei costi viene fatta invece in questo caso sui costi storici, cioè su quanto lo Stato spendeva, e quindi verrà trasferito quelle risorse e noi avremo sempre le stesse però. Sì, però noi siamo più bravi, ripeto. Dopo, da un punto di vista gestionale, anche sulle infrastrutture. Un professore è sempre quello lo stipendio. Sì, però il professore c'è, non è che devo pagarlo e dopo ritorna a fare. Ma non andiamo a intendere che ci sarà una rivoluzione finanziaria. Ma non è solo una questione finanziaria, è anche una questione culturale, perché per esempio a me tutto sommato non dispiacerebbe il programma scolastico regionalizzato, perché magari perché questa è una bellissima trasmissione e io mi sono veramente appassionato, faccio i complimenti a tutti perché abbiamo delle eccellenze qua in studio. Però è anche giusto che insegniamo ai nostri figli la storia del Veneto. Perché non viene insegnata? Cioè, dobbiamo imparare dalle Alpi alle piramidi, dobbiamo avere tutti quanti, dobbiamo essere omologati, avere tutti quanti la stessa storia, tutti quanti ci devono insegnare una storia che magari non è la nostra, perché lo dice il provveditore. Questo è quello che io comunque le scuole elementari i paleo-veneti vengono studiati, cioè, sicuramente in una forma molto blanda, ma qualcosa comunque viene fatto. Io mi sono appassionato, io ho avuto una fortuna che sono entrato a fare politica. Allora, intanto non faccio politica di mestiere, faccio tutt'altro nella vita, io faccio l'agente di commercio, quindi la politica la faccio di passione. Dopodiché la politica mi ha aiutato anche ad entrare in un contesto culturale, per esempio, da un punto di vista politico fanno molto di più, per esempio Luciano Dorella o Raice Venete, perché trasportano la cultura veneta, insegnano qualcosa, che poi è veramente passione, perché ci investono soldi ma non hanno nessun ritorno. Cioè, la cosa assurda è che mentre il politico in teoria dovrebbe essere pagato, premetto che da consigliere provinciale io non percepisco nulla e sono contento perché almeno posso anche vantarmi di questo, ma loro ce ne mettono e anche tanti, e si indebitano per insegnare a me, per esempio, che non sapevo niente. Ma guardate che quando parliamo, non so, di Austria, erano i veneti che avevano le divise austriache. Quando parliamo di marina militare austriaco, era la marina veneziana. Cioè io avrei piacere che i miei figli si riappropriassero della propria storia, della propria cultura. Venezia ha avuto 1100 anni di storia e nessuno sa niente. Viene relegata a mezza pagina del libro di storia. No, infatti grazie per l'assist, Bano, anche noi siamo orgogliosi perché la mia trasmissione è completamente gestita da me, autogestita, perché comunque anche noi lo facciamo per passione, perché comunque io almeno personalmente ci credo molto. Dusi, volevi inserirti su qualcosa? Sì, giusto per dire una cosa, in versione inedita parlerò in italiano. Lo so, dai. No, ma a parte questo, come è stato giustamente detto, abbiamo una storia, una cultura che è ultramillenaria. Mi riattacco al discorso delle arti e dei mestieri. Le arti e i mestieri sono l'espressione della cultura, così come si è sviluppata nella sua unicità, che fa di queste arti e di questi mestieri un tesoro inestimabile, che non possiamo assolutamente far morire per via della svendita che si deve fare per il turismo massificato, che non vuole e non capisce questa importanza. È una ricchezza che dobbiamo mantenere, non adottarci con soluzioni che portano solo ad una monocultura turistica e alla morte dell'identità dei nostri avi. È giusto, Bersanello, poi volevo chiedere una cosa, effettivamente poi in Italia il cinema è sempre Napoli-Roma, cioè nel senso parlare in napoletano e parlare in romano, no? Ma non si può fare qualcosa per cambiare un po' questa, anche perché questa è... Negli anni 50 tutte le servette erano tutte venete, anche con Vittorio De Sica, con Vittorio De Sica e diciamo sì, effettivamente c'erano queste figure. Vabbè, il Veneto ha una... ho messo perso il microfono, non mi importa. Vabbè, ha avuto dei momenti anche il Veneto. È chiaro che vanno le cose che vanno, cioè
non è che si possa, cioè ad esempio il Teatro Veneto ha avuto dei signori personaggi, ma come l'hanno avuto, cioè come Goldoni abbiamo avuto a Napoli o a Roma, o altrettanti da togliersi il cappello. Per cui la cultura va bene valorizzare quello che hai, perché è giusto. Per me la cultura è cosmopolita, non è che mi fisso. Non è geolocalizzata. Sì, ma il teatro, c'è stato del cinema veneto, anche prodotto anche veneto, ci sono dei prodotti su Padova, per esempio tutti i film della Iole Film di Segre, con attori tipo Paolini o Citran o altri veneti che sono emersi ultimamente. Ma è l'ambientazione nel Veneto che è importante, oltretutto che ha delle location al di là di Venezia, che è sempre dove vengono tutti a Venezia, per carità, sono ben contento, ma ci sono delle location in giro per il Veneto che andrebbero valorizzate. Speriamo che adesso la Erigenda Film Commission del Veneto, che è 20 anni che ci battiamo perché si faccia, dia impulso alla produzione nel Veneto. Benissimo, adesso allora abbiamo qualche consiglio da dare. Elisa, mi raccomando, non scontentate Elisa, perché Elisa ci deve dire qualcosa. Adesso è il momento di una piccola pausa pubblicitaria e poi ci troviamo sempre qui in diretta. Grazie. Benvenuti ad un'altra puntata di Insieme Idee e Persone. Trasmettiamo dagli studi di Canale Italia a Rubano, Padova. Ecco, vorrei subito presentarvi i nostri graditi ospiti, che saluto. Si risolvano i problemi di 10 anni fa. Allora, siamo entrati, abbiamo proposto, è una vergogna. Una cosa storica della È nato col vostro governo, non fate finta di niente. Voglio perché ci sia consapevolezza che una parte d'Italia sta lavorando da schifo. Da Deiana invece, l'avvocato della Lega qui di Padova, vogliamo sapere la verità vera sul domani. Ma domani che giorno è? Cioè, mi hanno detto che il 15 febbraio è il giorno fatidico, tutti a festeggiare il referendum, no? Dovrebbe essere il giorno. Oggi era la bozza, era in Consiglio dei Ministri e tutti gli aspetti tecnici, tutti quelli che erano state evidenziate da qualcuno come criticità, gli aspetti tecnici sono stati superati, rimane qualche dossetto politico da superare. E questi poi sono le vicende della politica e dipendono da tante cose, dai sondaggi, dai momenti. Non prendiamo questo. Sindaco, lei so che Sindaco Macilotti di Chiampo, che è una città in provincia di Vicenza, quanti abitanti ha? 13.000 abitanti. Ah, bene. Ecco, quando lei va al bar, perché so che lei piace andare, cioè non è solo social, un sindaco da social, ma anche un sindaco dalla strada, dalla prima linea. Ma di questa autonomia se ne parla in paese da lei? Ma sì, il tema dell'autonomia è un tema ricorrente in tutti i paesi e quindi anche a Chiampo ovviamente. Poi si legge il giornale, tutti leggono il giornale, anche al bar lo si legge, anche forse più al bar di altri posti, e quindi l'autonomia diventa.
Però appunto io penso che occorra essere precisi su questo punto, nel senso che io capisco l'euforia, è bella l'euforia, ci piace, anch'io vorrei, voglio dire, che si arrivasse domani all'autonomia, sono stato un grande sostenitore del referendum come penso tutti quelli che sono qui tra di noi. Occorre dire che lui domani è soltanto un piccolo passo in realtà di un percorso che è ancora molto molto lungo, e su questo bisogna dirlo abbastanza chiaramente per non dare poi l'illusione nemmeno ai nostri cittadini. E questo passo e questo percorso lungo viene portato avanti soltanto se la compattezza dimostrata nel referendum la troveremo anche nei prossimi mesi, che saranno cruciali, perché appunto occorrerà vedere se il governo terrà appunto soprattutto su questo tema cruciale, perché è ben vero che la Lega chiaramente su questo tema ha appoggiato fortemente la sua fiducia politica e ha fatto bene, tra l'altro. Dall'altro lato ci sono altri movimenti politici che su questo tema non vogliono sentirci, e quindi su questo versante appunto occorrerà vedere se il governo reggerà, perché se il governo non reggesse poi si tornerebbe appunto alla situazione ex ante e quindi ritorneremmo nella palude, insomma, no? E quindi sotto questo versante appunto è bene che i veneti di destra, di sinistra, di centro, non mi interessa, si uniscono di fronte a questa tematica e capiscono che non è una lotta di partito di destra, di sinistra, di centro, ma una lotta dei veneti, e nessuno ce la darà e nessuno ce la concederà, ce la dovremmo andare a prendere, voglio dire, anche con una lotta politica che dovrà essere abbastanza violenta talvolta, violenta verbalmente si intende, non certo fisicamente, proprio perché il processo per arrivare a quel punto è ancora un processo molto lungo. Diana, voleva aggiungere qualcosa? Sì, io non sono d'accordissimo sul fatto che non cambierà niente con questo tipo di autonomia, e più che un primo passo a me sembra uno scollinamento questo, perché è una svolta veramente importante iniziare ad andare nella direzione del fatto che le cose vengono dal basso e non che è lo Stato centrale che concede bontà sua quello che vuole. Quindi secondo me, se ci sarà questa firma, e il presidente Zaia ha detto chiaramente che non firmerà bozze annacquate ma solo autonomia vera, e io sono convinto che lo sarà, questo è un primo passo, uno scollinamento molto importante, e tutti quelli che sono anche gli aspetti di natura finanziaria che giustamente evidenziava il presidente sulla relatività a costo zero, va anche evidenziato il fatto che si passerà dai costi storici ai costi standard, e questo premia le regioni come il Veneto e tutte quelle regioni che sapranno esserlo virtuose. Quindi è veramente una svolta importante. Bolzano, Trento, lì sono 20 anni che negoziano con lo Stato l'autonomia. No. Ballo, voleva aggiungere qualcosa lei? No, anche qua vorrei essere chiaro, se arriva una bozza annacquata, allora siccome comunque insomma coi parlamentari... Abbiamo solo 20 secondi. Sì. No, il governo se non firma va a casa, cioè che sia chiaro sta roba qua, a me non me ne frega niente, cioè è stato detto in tutte le segreterie, cioè non firmi l'autonomia, il governo si stacca la spina e vanno a casa, e se qualcuno fa qualche idea strana lo andiamo veramente a prendere a casa. Questa è una bella dichiarazione di responsabilità, fa piacere sentire queste cose. Allora adesso, prima che la nostra simpaticissima e bravissima Elisa chiuda la trasmissione ringraziando gli ospiti, vorrei dire che ho appunto ringraziare i nostri ospiti, ma anche specialmente di più, se possibile, i nostri telespettatori che hanno rinunciato ad una cena, hanno fatto una cena a casa pur di vederci, perché oggi appunto è San Valentino. Il nostro atto di amore è essere qui, e come è venuto fuori dagli argomenti, ribadisco che questa è una trasmissione fatta da me, esclusivamente da me, in piena autonomia. Non me l'ha detto il dottore di farla perché non avevo bisogno di farla, ma la faccio perché ci credo, perché credo che se, come si diceva anche prima in trasmissione, se ognuno di noi fa un piccolo passo, un piccolo gesto, tutti quanti uniti possiamo fare qualcosa di straordinario. Se invece rimaniamo rintanati nel nostro egoismo, alla fine non succederà mai niente. Invece la nostra forza è far vedere quanto siamo forti nei confronti dell'esterno, ma sempre in maniera corretta, dimostrando la nostra cultura, dimostrando, ecco perché io invito persone della cultura, perché dobbiamo far capire, dobbiamo renderci conto, essere consapevoli che veramente siamo una forza straordinaria. Elisa adesso sicuramente ci farai tu la chiusura, prego, tocca a te. Sì, grazie Vincenzo, siamo in chiusura. Vado a salutare quindi i nostri ospiti. Partiamo con Matteo Macilotti, grazie di essere stato con noi. Grazie a voi. Roberto Brazzale. Grazie. Grazie a lei. Avvocato Luca Deiana. Buonasera.
Karin Hoagnan, grazie. E poi il Marcello Bano. Sì, buonasera a tutti. Grazie. Alessandro Bressanello. Saluti. E Frank Duse, grazie anche a lei. Duri i banchi, Fioi. Ecco. Bravo. Benissimo, quindi non ci rimane che ringraziarvi per aver trascorso questa bella oretta insieme a noi. Noi ci rivediamo la prossima settimana, sempre su questo canale, alle ore 21. E non dimenticate l'appuntamento sempre con noi domani su Canale Italia 84. Grazie, buona serata.